E il mare vuol dire anche incremento del lavoro e potenzialità del lavoro. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il dottor Alessandro Agostini, che è direttore della direzione lavoro regionale del Veneto, che ci parlerà appunto della funzione della regione. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito, anzi in realtà devo salutare da parte del vicepresidente, che è stato richiamato anche prima, perché oggi siamo tutti impegnati, anch'io poi dovrò andare in Consiglio regionale, stiamo discutendo il DEFRE, il Consiglio regionale sta discutendo il DEFRE, che è il documento di programmazione economico-finanziaria, e la prossima settimana il Consiglio regionale sarà impegnato nella sessione di bilancio, quindi è un momento un po' importante per la nostra regione, perché si scrivono delle cose e vedo che c'è una grande intensità, una grande attenzione sia dalla maggioranza che dall'opposizione per fare un buon lavoro insomma, nel nostro territorio. Quindi devo dire salute del vicepresidente. Ecco, ci sono già stati molti spunti già nel primo intervento che secondo me vanno ripresi, anche l'entusiasmo del capocentro mi ha colpito. I tavoli comunque li fa la regione come detto lavoro, quella è la sede giusta, perché partirei da questo, cioè dalla governance, no? Perché è una parola un po' brutta, ma vuol dire mettiamo insieme le risorse, i pensieri. Dallo punto di vista di chi si occupa di lavoro ormai da più di 20 anni, quasi 30, vari momenti e vari della vita di questo paese, di questo territorio, purtroppo quello che abbiamo visto è che c'è la ciclicità delle crisi, ma le crisi che ci colpiscono sempre più violentemente e sempre in maniera più inaspettata, no? Il granchio blu, per dire, che è un'emergenza economica, ma è data da un fenomeno biologico, però di una natura che sfugge ormai al nostro controllo, ha pesantemente inciso, no? Sull'economia del mare e su molte imprese, microimprese, e molte persone e molte imprese si sono trovate in grandi difficoltà. Noi ci mettiamo le pezze di solito, no? Voglio dire, ammortizzatori piuttosto che le politiche della riqualificazione, però in realtà ci sono delle dimensioni o dei valori che vanno al di là, no? Della singola politica o del singolo settore e che devono, secondo me, essere viste un po' in un'ottica sistemica. Quindi bisogna avere una strategia a lungo termine e poi una tattica a breve termine che dica dove stiamo andando, no? Per esempio, il fattore demografico, di cui forse il dottor Barone magari vorrà parlare, perché lui da statistico ama questa parte, però le curve che vediamo ci spaventano un po', no? Nel senso che va affrontato con una visione, diciamo così, micro sì del problema del singolo territorio, del singolo settore, ma poi anche una visione più ampia. E non sarà l'intelligenza artificiale che potrà come dire, guidare le barche o andare a tirare sulle reti, voglio dire. Per cui ci sono degli ambiti in cui la tecnologia che sta, come dire, dominando e trasformando queste cose lascerà uno spazio all'umano e all'umanità di cui non possiamo non considerare. Cosa può fare la regione? La regione come governo può fare molte cose, voglio dire, può ascoltare, come abbiamo sempre fatto, può creare gli spazi di dialogo sociale, quindi con le imprese, con i lavoratori, e affrontare insieme in un'ottica appunto strategica, facendo dei patti, delle alleanze, andando a investire le risorse che a volte sono un problema, a volte non lo sono, perché a volte le risorse ci sono, ma abbiamo magari vincoli, non so, penso PNRR, le scadenze, le importazioni. Non sempre le risorse riusciamo a spenderle velocemente nel modo in cui vogliamo. Non necessariamente per inefficienza o per incapacità, perché a volte come dire, ci sono un po' dei luoghi comuni o degli stereotipi rispetto alla capacità e incapacità di spendere le risorse che hanno le amministrazioni. Spesso siamo noi stessi prigionieri come dire, delle procedure, no? Che sono sicuramente volte a garantire trasparenza, a garantire che tutto venga fatto, però a volte sono anche delle precisioni che si autoavverano, no? Nel senso, l'anticorruzione, no? Voglio dire, dove la corruzione non c'è. Parlo del Veneto in particolare, ecco, della realtà che conosco, dopo si parla di cose che non esistono, la privacy, no?
dove c'è rispetto sostanziale, l'etica c'è nelle persone o nelle cose, però abbiamo, non so, il data breach. Ah, aiuto, il centro per l'impiego è uscito una lista, data breach, tutti preoccupati. Quindi voglio dire, c'è come uno sfasamento tra i problemi, la concretezza che ci volete per dare risposte e quello che noi stiamo facendo, dove noi siamo impegnati come amministrazioni a perdere molte risorse, molto tempo a fare delle cose che secondo me non servono tantissimo. Questa è un'opinione personale. Quindi non lo so, credo che sul lavoro si possa fare questo, si possa essere un sensore sui bisogni delle imprese e dei lavoratori per riportare a livello dei tavoli sicuramente, ma anche poi a livello di decisioni e scelte. Siamo inizio legislatura, quindi l'opportunità è vastissima. Abbiamo un presidente sensibile, aperto, che ascolta il territorio e secondo me è il momento in cui anche sull'economia del mare si potrebbe fare una riflessione e portare dei contributi. Ecco, io non sono un super esperto di economia del mare, quindi adesso non voglio entrare nel merito di dire si potrebbe fare questo o si potrebbe fare quello, però sicuramente dal punto di vista del processo di governo di questo elemento non è soltanto la crisi di oggi piuttosto che, ma bisogna avere una visione complessiva per capire dove vogliamo andare e dopo, quando si hanno le idee, si coalizzano anche le risorse, sia quelle pubbliche che quelle private, verso gli obiettivi di medio e di lungo termine, secondo me, perché questo è quello che serve all'Italia, fare un salto di qualità in generale nella governance o nel governo dei processi di trasformazione, perché lì chiaramente è la sfida del futuro, anche le nostre imprese bisogna che siano attrezzate per affrontare queste trasformazioni. Non so, posso darti importanti spunti, però credo che sia un po' questo il senso, no, di trovarci anche a raccontare o a parlare di alcune cose, non raccontare la favoletta che si racconta di solito, ha fatto questo, ha fatto questo bando, i soldi, sì, tutte cose che si trovano, che si possono andare a vedere, gli interventi ci sono, i finanziamenti ci sono, i banchi ci sono, la formazione è un'eccellenza chiaramente quella professionale in Veneto, ma se vogliamo dare qualcosa, uno stimolo, secondo me dobbiamo ragionare in termini politici, strategici, per poter dare un contributo effettivo al sostegno e allo sviluppo dei singoli territori. Io credo che sia questa l'idea.